Defiscalizzazione del costo del lavoro. Più che una promessa da Roma, i nostri parlamentari veneti stanno intervenendo per dare concretezza ad un tema scottante sia per le nostre imprese che più in generale per il rilancio dell'economia nazionale. La Commissione Lavoro sta prendendo delle decisioni importanti per la defiscalizzazione da parte delle imprese che si sta facendo anche in Commissione Finanza, dove io di questa faccio parte, e credo che sia davvero questo il momento importante, il momento opportuno per fare qualcosa specialmente per il nostro territorio. Sui numeri intesi come costo di questo provvedimento al momento però non ce ne sono, ma quella che resta forte è la volontà politica di arrivare ad un costo del lavoro più in linea con la media europea senza penalizzare le buste paga. Numeri il governo non li sta dando, mi auguro davvero che si faccia una cosa forte, che faccia verso anche quell'autonomia che tutti quanti stanno chiedendo, però che al momento non si vedono risultati. Altro tasto delicato che il deputato trevigiano di Forza Italia non nasconde vede Roma in una strada tutta in salita. Detto così, fuori dai denti, qui il tema dell'autonomia come viene sentito? Io vedo che il tema dell'autonomia lo sente solo il nord, il sud vedo che fa un po' fatica, però mi auguro che davvero tutti insieme, in maniera trasversale, si porti a casa. Ci crede veramente? Io mi auguro e ci ho sempre creduto fin dal primo momento, quando siamo andati a votare, anche prima, perché questa era una proposta che ancora il governo di Forza Italia Veneto l'aveva proposto. Ma cosa si dice lungo il transatlantico dove si prendono veramente le decisioni? Si dice che si lo porterà a casa, mi auguro che sia questo che il governo faccia.